Parla, come vedete, Giulio Arnolieri. Ringrazio innanzitutto per la regia e il coordinamento tecnico Gaetano De Benedetto, mentre un caro saluto a Riccardo Giorgi, del quale ho preso il posto questa sera perché ha avuto qualche problema di salute, quindi tanti auguri da parte nostra e la speranza di poterlo rivedere e risentire qui in occasione delle prossime partite del Sarzana di Serie A2. Bene, ci ho detto, le squadre sono già in pista per ultimare il riscaldamento, possiamo intanto vedere la grafica con le formazioni, anche se vi anticipo che nel Matera mancherà un giocatore che era stato messo a referto ma non è presente tra i giocatori in pista. Eccola qua la formazione, i portieri sono con il numero 77 Ian Marimone e il numero 89 Giovanni Pontrelli. Gli uomini di movimento sono con il 66 Guillem Bordanove, il 36 Giuseppe Corrado, il 70 Daniele Gadaleta, il numero 33 Michele Ferrara, il numero 7 Giorgio Giudice, il numero 3 Capitano Corrado Piozzini, il numero 9 Michele De Bari. Manca Luca Santeramo con il numero 2 che vedete qui. L'allenatore è il signor Valerio Antezza. L'arbitro della partita è il signor Lossi di Viareggio, coadiuvato dal signor Raffaele al tavolo dei cronometristi. Passiamo alla formazione del Sarzana, eccola qua. I portieri sono con il numero 2 Alessio Peroni e il numero 58 Cristian Grossi. I giocatori di movimento: numero 18 Matteo Pistelli, 46 Andrea Perroni, 77 Alessio Lavagetti, 8 Giampiero Andreani, 24 Lorenzo Angeletti, 9 Carlo Vanello, 5 Mattia Rispogliati e 54 Kevin Farina, l'allenatore il signor Giovanni Berretta. Bene, le squadre sono pronte in pista, questa partita l'abbiamo detto della 10ª giornata. Le altre partite di questa giornata già giocate sono Castiglione Pumas 0-6, Camaiore Follonica 15-0 e questo pomeriggio Fortere Marmi Eboli 5-2, vittoria del Fortere Marmi che consente ai rossoblù di consolidare il primato in classifica, anche se non tutte le squadre hanno giocato lo stesso numero di partite, e di questo magari riparleremo più avanti, magari durante un time out. Allora vediamo i quintetti in pista fra le due squadre. Per il Sarzana fra i pali c'è il numero 1 Alessio Perroni, poi il numero 46 fratello Andrea Perroni, poi reduce dalla partita di Serie 1 Alessio Lavagetti, il capitano Matteo Pistelli e anche lui reduce dalla Serie A1, l'ho perso, comunque è, eccolo qua, il numero 24 Lorenzo Angeletti. Per quanto riguarda invece il Matera, fra i pali c'è il numero 77 Marimon, poi con il numero 3 Piozzini, il numero 7 Giorgio Giudice, il numero 66 Bordanove e quinto giocatore di movimento che tocca adesso la prima sfera è il numero 70 Gadaleta. Bene, quindi vediamo bel passaggio per Bordanove in avanti, conclusione come poi quella di Gadaleta, parate da Perroni. Parte Lavagetti, fermato, Piozzini, conclusione, palo del numero 3 Corrado Piozzini, ormai materano di adozione, tantissimi anni che gioca nel Matera, giocatore possente fisicamente, ottimo realizzatore, argentino, mi dimenticavo di dirlo. Cioè il primo fallo di squadra fischiato contro il Matera dal signor Lossi. Lavagetti, tiro ribattuto, poi riparte Bordanove, Giudice, Gadaleta,
ancora Giudice, Bordanove, 66, tiro parato da Perroni, poi perfeziona il disimpegno Angeletti, va Lavagetti, tiro sul fondo. Angeletti, un girone B della Serie A2 particolarmente incerto e interessante, e ricordo che quest'anno al termine della regular season, cioè delle 18 giornate di gara, ci saranno i playoff, quindi rimetteranno in discussione praticamente tutto, perché è chiaro che la posizione conterà per gli abbinamenti e per le partite in casa e fuori, però è altrettanto evidente che vincere la regular season avrà un significato relativo rispetto a quando si andava direttamente in Serie A1, e fra l'altro i playoff, che intanto una bella conclusione di Pistelli parata, dicevo, rispetto a quando anche i playoff erano ridotti come numero di squadre. Comunque un girone, questo B, molto incerto, con lo Scandiano di Enrico Mariotti e poi lo stesso Matera. Tanto ecco Piozzini molto bravo Perroni a chiudere lo specchio della porta, ancora Matera in avanti e Piozzini conclusione alta. Dicevo Camaiore, Scandiano, Pumas, Viareggio, e tenendo conto poi che le due formazioni come Sarzana e Forte dei Marmi non possono essere promosse in Serie 1 in quanto seconda squadra delle formazioni che militano già nella massima serie. C'è anche il Castiglione, a dire il vero, e il Follonica, quindi ben 4 le squadre che sono seconde formazioni. Rimessa in gioco, Matera con Gadaleta, conclusione alta, o meglio deviata, finisce fuori del rettangolo di gioco, niente di grave fortunatamente per le persone sedute sulle tribune. Deve riprendere da un'altra posizione più avanzata per il Sarzana. Messa in gioco Andrea Perroni, Lavagetti, ancora Andrea Perroni, conclusione sul fondo, recupera ancora il Sarzana, riparte la manovra, Lavagetti, Angeletti, contrato da Gadaleta, riparte Piozzini, conclusione di Piozzini, palo esterno dalla parte opposta dove era stato colpito precedentemente, dalla parte opposta invece Pistelli tenta il servizio per un compagno che arriva però un po' in anticipo e quindi non recupera la pallina. Gioco fermo, si deve riprendere con una rimessa, vedete, per il Sarzano in zona d'attacco, già toccata per Angeletti, Lavagetti, Angeletti, tiro ribattuto, la rimessa è ancora per il Sarzano. Lavagetti, ancora Sarzano in avanti con Pistelli, niente di fatto, riparte il Matera. Gadaleta, Piozzini, Bordanove, Gadaleta, conclusione del numero 66, Bordanove sul fondo, poi un rimpallo su Perroni, lo favorisce, mette palla al centro e c'è lo stesso Perroni appostato sul palo che salva la propria porta, la porta del fratello.
quindi Alessio aiuta il fratello Andrea. Riparte ancora una specie di passaggio di Bordanove che però viene recuperato da Zarzana, e poi una conclusione di Perroni ribattuta. Riparte poi a sua volta il Matera, Piozzini, Bordanove, ancora il numero 66 in avanti per Piozzini, rimpallo della Balaustra che prima lo sfavorisce e poi gli consente di riprendere la pallina, poi la conclusione da lontano di Gadaleta respinta, poi Pistelli sbroglia la minaccia cambiando gioco, però l'appoggio avanti non è preciso, ci mette una pezza Perroni, Andrea tra i pali, Alessio scusate, tra i pali, poi Lavagetti, c'è il fallo di squadra, l'arbitro ha fischiato, ha segnato 2 falli di squadra contro il Matera, il primo per il fallo e il secondo per aver allontanato la pallina. Poi ancora Zarzana, Angeletti viene fermato, riparte Piozzini sul fondo, la pallina colpisce l'esterno della gabbia di Perroni, recuperata comunque dal Matera. Gadaleta, palla alta, per poco non colpisce al volto Andrea Perroni. Entrato nel frattempo già da qualche secondo Michele Ferrara con il numero 33 nelle file del Matera. Piozzini mette sulla metà pista per Gadaleta, conclusione ribattuta da Angeletti, poi si fionda sulla palla Rispogliati, anche lui entrato da poco, niente di fatto, fermo il gioco, primo fallo commesso dal Zarzana e time out chiesto dal Matera. Sono passati intorno ai 7 minuti dall'inizio della gara, risultato ancora di 0-0. I falli di squadra, come vedete, sono 3 quelli commessi dal Matera e 1 dal Zarzana, quello immediatamente prima il time out chiesto adesso. Qui c'è una conclusione parata da Perroni, dopo la panchina del Matera. Questa è un'inquadratura per quella del Zarzana con l'allenatore Berretta. Si riparte, un altro cambio nelle file del Zarzana. È entrato il numero 9 Vanello. Per quanto riguarda il Matera, attenzione, una bella azione in velocità dell'altro nuovo entrato del Zarzano, ovvero sia Rispogliati, sì, infatti il numero 5,
quindi diamo un'occhiata. Rispogliati con il 5, Vanello con il 9, i fratelli Perroni, di cui quello di movimento è Andrea con il 46, e il quinto giocatore è Angeletti. Questo per quanto riguarda il Matera. Per il Sarzana, scusate. Per il Matera intanto una conclusione dalla distanza di Gadaleta, colpisce il compagno con il numero 9 De Bari, che era entrato da pochissimo, a dire la verità. Non ha avuto fortuna. Vediamo se riesce a rialzarsi. L'arbitro fa cenno ai sanitari di attendere, anche perché se entrano i sanitari il giocatore deve essere sostituito. Sembra che De Bari riesca a tenere il proprio posto, sì, eccolo qua, un po' chiaramente dolorante. Quindi De Bari con il 9, completando il quintetto del Matera, Piozzini con il 3, Gadaleta col 70 e Ferraro con il 33. Proprio Ferraro intercetta il passaggio di Perroni, poi Angeletti mette palla in avanti, ma la recupera il Matera. Vanello, avanti il Sarzana, ancora Vanello in lotta con Gadaleta, arriva in suo aiuto Angeletti, che poi protesta e viene ammonito. Fallo di squadra, secondo del Sarzana. Rimessa in gioco dal Matera. Ferrara finisce a terra, recupera comunque la sfera, poi non era finito a terra, aveva semplicemente sbattuto sulla balaustra. Angeletti si porta in avanti, riparte a sua volta al Matera, ma è bravo Vanello a fermare Piozzini. Angeletti dalla parte opposta, deviazione di Gadaleta che gli allunga la sfera, ancora Sarzana, Vanello gira su se stesso, fermato da Piozzini. Prova a ripartire la squadra di Valerio Antezza. Grande attaccante, per tanti anni i protagonisti della Serie 1 italiana, coetaneo, se non vado errato, di Tataranni. Ha dovuto interrompere prima l'attività per una serie di infortuni. Hanno anche giocato insieme Tataranni e Antezza. Bella triangolazione di Piozzini con De Bari. Intanto è già ripartito il Sarzana con Rispogliati, Vanello, Alessio Perroni, poi Pistelli e un palo anche per il Sarzana, anche questo a portiere battuto. Terzo legno, anche se ormai sono tanti anni che le porte di hockey sono di metallo, ma insomma, dopo i due del Matera, uno esterno, c'è questo interno invece di Pistelli. Perroni non riesce a uscire dalla propria area nei secondi utili, quindi antigioco fischiato a favore del Matera. Nuovo fischio dell'arbitro perché va sostituita la pallina. De Bari, Ferrara, Bordanove che scivola, finisce a terra. Può ripartire il Sarzana,
Perroni, Pistelli, conclusione ribattuta, poi schiaccia Rispogliati, Marimon c'è e poi la pallina finisce fuori o meglio si ferma dietro la porta di Marimon e quindi dovrà essere rimessa, come vedete, a 2. Matera che manovra, Ferrara, gioco fermo, Bordanove tocca, anzi meglio riceve la pallina da Ferrara, poi buon lavoro di De Bari che finisce a terra. C'è il terzo fallo di squadra commesso dal Sarzana, no, quarto fallo di squadra. Punizione per il Matera e Bordanove che prova la conclusione ribattuta da Vanello, poi ancora il Matera si propone con Ferrara che però commette fallo e adesso siamo 4 falli di squadra a testa e il Sarzana riparte con Vanello. Pistelli mette palla al centro, arriva con un attimo di ritardo Perroni per la deviazione, ma ancora il Sarzana in possesso di palla. Perroni, fermato Vanello, parte Piozzini, vediamo, serve al centro, un po' troppo indietro rispetto alla posizione di Bordanove e poi ancora il Matera che riesce a ripartire con lo stesso numero 66, conclusione parata da Perroni, conclusione che come avete visto è finita fuori dal rettangolo di gioco, tanto c'è il time out e quindi si ferma il gioco e ne approfittiamo per fare il punto sulla classifica della Serie A2 che, dicevo, vede squadre con 11 partite, altre con 10, altre con 9. Comunque la classifica attuale vede il Fortene Marmi 11 partite 28 punti, inseguito dalla Rotteristica Camaiore 24 punti 10 partite, sempre 10 partite questa che sta giocando è l'11ª, il Matera con 21, poi a 19 con 9 partite c'è lo Scandiano, quindi potenzialmente potrebbe conquistare 6 punti, con 10 partite la Pumas a 19 punti, con sempre 10 partite l'SPV Viareggio Hockey ne ha 12, con 10 partite il Castiglione 9 punti, il Sarzana a 9 punti con 9 partite, quindi quella che sta giocando è la 10ª. L'unica squadra a 11 partite insieme al Fortene Marmi è l'Eboli, hanno giocato stasera, 10ª partita, a 6 punti, chiude la classifica il Follonica, 10 partite e 2 punti. Ripreso il gioco, Bordanove, ancora possesso di palla agli ospiti, Ferrara lancia il numero 66, arriva sul fondo, qualche problema di controllo di palla e c'è il quinto fallo del Matera dopo che due giocatori del Sarzana, Lavagetti e Angeletti, erano rimasti quasi bloccati con le rispettive stecche. Rispogliati, Angeletti, fallo ancora su di lui, sesto fallo del Matera, è rimasta a 4 il Sarzana. Andiamo qui da rettificare la posizione, eccola qua. Rispogliati chiede la distanza, conclusione di Lavagetti, ottimo riflesso di Marimon che para, poi tenta la schiacciata Pistelli e riparte il Matera con Piozzini, bella triangolazione, chiude la triangolazione Piozzini, conclusione deviata sul fondo, poi recuperata, no, deve essere rimessa in gioco dal Sarzana. Abbiamo superato di pochi secondi la metà del primo tempo. Lavagetti, palla sul fondo, ma
non c'era nessuno dei suoi, riparte il Matera. Piozzini, intanto è entrato il numero 36 Giuseppe Corrado del Matera, ovviamente. Poi conclusione dalla propria metà pista di Spogliati, che viene fermata prima che arrivi al portiere. Fallo di squadra numero 7 del Matera, già battuta la punizione. C'è stata anche una parata di Marimone e poi una conclusione con palla decisamente alta del Matera, quindi deve riprendere il Sarzana, che poteva anche riprendere più avanti perché il signor Lossi aveva fatto segno che doveva essere battuta quasi da metà pista. Comunque già effettuata la rimessa e Matera ancora in avanti. Fermato Lavagetti, che poi molto bravo, va a recuperare la pallina ai danni di Ferrara. Corrado fermato da Rispogliati, poi Lavagetti, Pistelli, Angeletti, un rimpallo non gli permette di controllare bene la sfera, poi Lavagetti, Rispogliati, Pistelli, che è un po' la bandiera della formazione di A2 del Sarzana, come del resto anche i fratelli Perroni, sono gli elementi più esperti. Finisce a terra un giocatore del Matera, è il numero 36 Corrado, fortunatamente nulla di grave, si tocca la testa, niente di grave fortunatamente, riparte il Matera. Palla in area dove Corrado è anticipato, Angeletti, Pistelli in girata non riesce a tirare con sufficiente precisione, poi dalla parte opposta buona l'uscita di Perroni, la palla viene parata, però poi finisce in rete. Perroni la manda fuori dalla porta, vediamo se riusciamo con il replay a capire meglio. L'arbitro comunque ha segnato la rete, da qui sembrerebbe che avesse superato, vediamo di qua, sì, sembra effettivamente che abbia superato la riga di porta. Gioco è fermo, quindi Matera in vantaggio. Gioco fermo, è a terra Piozzini, vengono chiamati i sanitari. È a terra Piozzini, non abbiamo visto francamente cosa è successo al numero 3 della formazione materana, che è sdraiato a terra e quindi in ogni caso dovrà uscire dalla pista, che si tocca la testa, forse è stato colpito dalla pallina. E arriva anche la barella. Ma dalla situazione sembrerebbe quasi che fosse un giramento di testa più che un contatto fisico o con la pallina. Sta di fatto che il numero 3 del Matera Piozzini sarà portato fuori campo. Comunque Piozzini si rialza, sì, dalla gestualità sembra che abbia avuto un giramento di testa. Piozzini esce con
le proprie gambe, questo è già molto positivo. Chiaramente prima di poter rientrare in pista bisognerà che venga controllata accuratamente. 1-0 quindi in favore del Matera. Rete segnata da Corrado al 14°. Tiro, come avete visto, era stato parato da Perroni, la pallina era finita oltre la linea di porta, è stata smanacciata via dal portiere. Dalla nostra posizione si vedeva, evidentemente anche l'arbitro era molto sicuro e quindi ha convalidato la rete del Matera. Intanto Piozzini viene assistito dai volontari della pubblica assistenza di Sarzana. Angeletti, Pistelli, Navagetti, ancora Pistelli, palla in avanti, Navagetti, conclusione ribattuta, riparte Bordanove, poi un bel servizio da parte di Corrado, poi conclusione che Bordanove non aggancia, poi Corrado ancora al tiro, c'è un po' di mischia davanti alla porta di Perroni, sblocca in un primo tempo il Sarzana ma ritorna ancora il Matera avanti. Buon lavoro di Ferrara e poi dopo la parata di Perroni riparte la squadra ligure. Angeletti, Perroni, Andrea, conclusione sulla ripartenza di Giudice che Alessio Perroni para, e dalla parte opposta c'è una bella conclusione di Angeletti che aveva mirato all'incrocio dei pali ma è finita di poco fuori. Ancora la pallina finisce fuori del rettangolo di gioco, la rimessa in favore del Matera e come vedete falli di squadra sono già 7 quelli del Matera e 6 quelli del Sarzana, per cui difficilmente non vedremo qualche tiro diretto. Andrea Perroni difende in qualche modo la pallina, la riconquista, poi prova a servire subito avanti ma recupera il Matera. Conclusione di Ferrara, parata, poi c'è una pallina che esce fuori dall'area, ritorna indietro, Lavagetti, ancora Lavagetti, fermato da Ferrara, recupera Rispogliati, fase un po' confusa con continui capovolgimenti di fronte e c'è la rimessa in favore del Matera per 5 secondi. No, non era un fallo di squadra, l'arbitro fa segno allora, che erano soltanto 5 secondi, cioè la punizione a favore del Matera è perché il Sarzana, che era in possesso di palla, non l'ha fatto uscire dalla propria metà pista entro 5 secondi. E c'è l'ammonizione per l'allenatore del Sarzana, signor Berretta, che aveva evidentemente delle rimostranze nei confronti dell'arbitro. Gadaleta, Ferrara, time out dopo che il Matera non aveva superato la metà pista in 5 secondi, al secondo time out del Matera.
che vedete istruito da Antezza, mentre Piozzini è in piedi in panchina, quindi probabilmente dovrebbe poi riuscire a riprendere il proprio posto, magari nel secondo tempo. Questo è il primo palo del Matera, questo è il secondo palo. Finito il time out, la rimessa del Sarzana con il numero 8 Andreani. Perroni, parata da Marimon, ancora il Matera per il perfezione rinvio con Gadaleta, poi c'è uno scontro a metà pista, Matera che ancora tiene possesso di palla con Giudice, c'è il fallo di trattenuta da parte del giocatore del Matera, ottavo fallo, punizione a favore del Sarzana. Angeletti per Rispogliati, fermato, cerca di chiudere il triangolo Corrado, niente di fatto, come niente di fatto anche sull'azione successiva del Sarzana. Riparte il Matera, assist di Giorgio Giudice, non raccolto da Gadaleta, però ancora il Matera in possesso di palla. Ora il Matera invece con Rispogliati, Andreani prova a girarsi, non ce la fa nel tempo utile, pallina che torna al Matera. Gadaleta per Giudice, poi per Corrado, conclusione dalla propria metà pista di Gadaleta ben parata da Perroni, poi Giudice va al tiro, in tuffo, non c'è fallo secondo l'arbitro, contropiede del Sarzana concluso da Andreani con il tiro che però termina fuori dello specchio della porta. Ripresa la gara con il Matera Piozzini rientrato in pista, poi Andreani, c'è la pallina davanti alla porta allontanata, poi Angeletti, buon lavoro, chiama Rispogliati, Perroni, fallo del Matera, scusate del Sarzana, il settimo fallo del Sarzana. Punizione che deve essere rettificata, quel punto di battuta. Gadaleta sulla sfera, dietro Piozzini che riceve, poi ancora Matera con De Bari, questo è Giudice, al centro e poi c'è una trattenuta di Giudice che comunque non aveva chiuso il triangolo dalla parte opposta, conclusione di Angeletti, poi Rispogliati è andato a sbattere fortunatamente senza conseguenze contro la porta di Marimon.
Matera che riparte, Gadaleta, palla in avanti sulla metà pista, girata di Giudice e bella la parata di Perroni. Palla 2, decide l'arbitro. Piozzini, no, non è palla 2, era soltanto la distanza dei giocatori. La punizione, come avete visto, è del Matera. Parte Giudice, niente di fatto, libera la difesa del Sarzana, ma lo stesso Giudice va a disturbare Rispogliati, il quale Rispogliati poi salta di forza la metà pista. A sua volta ora riparte il Matera, bel servizio di De Bari che però non trova un compagno per chiudere il triangolo. Fallo di squadra, dovrebbe essere il numero 8 sì, per il Sarzana, quindi parità nei falli di squadra, e c'è l'ultimo time out del primo tempo quando mancano 4 minuti e 4 secondi al riposo. Il risultato è sempre di 1-0, come vedete in sovraimpressione. Il gol è stato segnato da Corrado al 14esimo. Rivediamo la rete, eccola qua. Matera pronto a battere con Gadaleta, ferma la difesa del Sarzana. Lavagetti supera la metà pista, chiama Angeletti, palla avanti per Pistelli, fermato dal portiere Marimon. Attenzione, perde il momento buono per il tiro Giudice, poi forse c'è un fallo su di lui. Dunque continua l'azione offensiva del Sarzana e Marimon salva la propria porta su Pistelli. Lavagetti, Perroni, conclusione, poi deviazione di Pistelli, niente di fatto, stringe i tempi il Sarzana dopo l'ultimo time out. Prova il disimpegno il Matera, conclusione di Gadaleta sul fondo, poi riparte ancora la squadra di Berretta. Lavagetti, era quasi un rigore un po' spostato, però Marimon si è fatto trovare pronto. Attenzione dalla parte opposta, Gadaleta ben servito da Bordanove, ha messo fuori. Riparte Pistelli, qualche problema di controllo, poi se ne va al centro Angeletti, la deviazione non arriva, però arriva ora Angeletti che fa un gran gol in palleggio, gran gol, e Angeletti pareggia al 22esimo e 28 secondi. Quindi Sarzana che riporta in parità la gara. Matera, Gadaleta da lontano, spazza Perroni, Piozzini che riceve al centro, poi doppia pallina mancata dalle attaccanti del Matera. Prima Piozzini non è riuscito a colpirla bene, poi la sfera è arrivata nella zona del numero 66, anche lui non è riuscito a colpirla.
Angeletti, autore del pareggio del Sarzana con una pregevole conclusione personale. Poi Lavagetti, il Matera prova a ripartire, Piozzini avanti dove Alessio Perroni, no, Andrea Perroni anticipa l'avversario, poi Pistelli, conclusione ribattuta col corpo da Piozzini. Piozzini ferma il gioco, e c'è espulsione per Gadaleta, fallo su Pistelli, espulsione per Gadaleta, quindi 2 minuti di superiorità numerica per il Sarzano. Il volto perplesso di Valerio Antezza. Si rimette con la pallina a 2 e quindi il Sarzana finirà il primo tempo con l'uomo in più e inizierà per 24 secondi la ripresa sempre con l'uomo in più. Conclusione di Bordanove, parata, ancora il numero 66 che quindi cerca di far passare tempo. Punizione, fallo in attacco del Matera, deve battere Sarzana che ha l'uomo in più e quindi deve cercare di portarsi avanti, però per il momento non riesce a chiudere il Matera nella propria metà pista, anzi il Matera che prova a ripartire con Piozzini contrata al momento della rete, mantiene possesso di palla, Bordanove, Piozzini, parata di Perroni, poi Piozzini perde la sfera, parte Angeletti, Lavagetti, c'è un pasticcio quasi sulla linea di porta, poi dalla parte opposta il Matera non riesce ad andare al tiro, c'era stata qualche scintilla fra il portiere Marimon e Lavagetti che era finito a terra in area senza che l'arbitro però ravvisasse gli estremi per interventi. Angeletti, ultimi secondi, 20 circa, Perroni per Lavagetti, palla avanti con Andrea Perroni e la sua deviazione ribattuta da Marimon. Poi c'è un tiro di Bordanove che finisce fuori del rettangolo di gioco. Anche in questa occasione fortunatamente nessuno sulle tribune viene. Due palline in pista perché si pensava che venisse recuperata più lentamente quella finita fuori. 8 secondi da giocare. Matera che comunque pur con l'uomo in meno non ha avuto timori reverenziali, finisce il primo tempo sul risultato di 1-1. Ci sentiamo fra qualche minuto per il secondo.
Bene, siete di nuovo collegati con il Paratori di Sarzana. È iniziato in questo momento il secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra il Sarzana e il Matera. Valevole, attenzione, e c'è il gol del vantaggio del Sarzana proprio quasi allo scadere della superiorità numerica dei Liguri. Angeletti raddoppia dopo 12 secondi e Sarzana in vantaggio. Dicevo, incontro valido per la 11ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B di hockey su pista. Primo tempo che si era chiuso sull'1-1 e Sarzana che ha sfruttato al meglio la superiorità numerica portandosi in vantaggio. Inizio ripresa con Angeletti, che era lo stesso giocatore che aveva firmato il pareggio nel primo tempo. Diamo un'occhiata quindi ai quintetti: portieri immutati, ovvero sia l'argentino Marimon per il Matera e Alessio Perroni per il Sarzana. Giocatori di movimento per il Matera il numero 66 Bordanove, il 33 Ferraro, il 3 Piozzini e il 9 Giudice, no scusate, De Bari. Per quanto riguarda il Sarzana, tanto c'è un'altra espulsione del numero 66 Bordanove e quindi appena riconquistata la parità numerica il Matera la riperde, quindi altri 2 minuti per il Sarzana con l'uomo in più, il quale Sarzana ha il quintetto formato da Lavagetti, Angeletti, Rispogliati e Pistelli, che sta, no scusate, Perroni, non il numero 46, quindi Alessio Perroni fra i pali, Andrea Perroni con 46 in pista. Sarzana quindi in vantaggio, che cerca di sfruttare anche questa seconda superiorità. C'è la conclusione di Ferrara da fuori, poi Angeletti velocissimo, fa tutto da solo, ma è bravo Marimon a fermarlo. Cambia gioco dalla parte opposta il Matera, conclusione di Piozzini deviata da Alessio Perroni. Poi ancora il Matera che, nonostante l'uomo in meno, non ha una tattica attendista. Pistelli, cinque secondi, Pistelli non se ne avvede e subisce il fallo di squadra, che è il 9° per il Sarzana. Non si era accorto che l'arbitro ha fischiato i 5 secondi, quindi al prossimo fallo di squadra commesso dal Sarzana ci sarà il tiro diretto per il Matera. Non controlla la pallina Piozzini, Lavagetti può ripartire, Pistelli, Lavagetti, ora scambia con Pistelli, cercano di trovare un varco, conclusione di Lavagetti, ribattuta dal portiere. Poi alla parte opposta Alessio Perroni, il fratello Andrea, conclusione ribattuta da Ferrara. Stesso Ferrara cerca di saltare l'avversario, poi indietro per il compagno, ma è Angeletti che se ne va in contropiede, marcato strettamente da Ferrara che gli impedisce di tirare. Poi Piozzini, riparte lo stesso Piozzini, parità numerica. Si gira Piozzini, para Alessio Perroni, Angeletti avanti per Pistelli, ha di fronte Giudice, chiama Angeletti, Andrea Perroni, Lavagetti, Andrea Perroni ancora, Pistelli, poi Angeletti, autore di tutte e due le reti
del Sarzana in questa partita. Lavagetti si ferma, attaccato da Ferrara, poi è Giudice che manda in avanti la pallina per bel servizio per Giudice di ritorno, parata di Perroni. Gioco fermo, 5 secondi non sfruttati, o meglio non è uscito dalla propria metà pista in 5 secondi la formazione del Matera, quindi la punizione è in favore del Sarzana. Non è ancora ripreso il gioco. Ecco Perroni, Alessio ritorna fra i pali dopo aver tolto la maschera. Pistelli si allunga un po' la pallina, la recupera, poi chiama Angeletti, indietro sulla metà pista per Lavagetti, passaggio, si intromette De Bari, poi dalla parte opposta c'è il fallo anche del Matera, quindi siamo a 9 falli per squadra, quindi al prossimo fallo di squadra ci sarà un tiro diretto sia per il Matera sia per il Sarzana. Lavagetti cerca di superare Piozzini, poi arriva Pistelli, attaccato da Giudice. Marimona allontana la sfera, dà il via a Piozzini, Piozzini finta il tiro, poi però si allarga, quindi non sfrutta il momento buono per la conclusione. Giudice, De Bari non aggancia a sua volta, riparte il Sarzana con Andrea Perroni. Lavagetti cerca di anticiparlo e arriva il 10° fallo di squadra del Sarzana, quindi tiro diretto del Matera. Piozzini incaricato, di fronte a lui Alessio Perroni. Palo di Piozzini e prova a ripartire il Sarzana, poi sulla metà pista Ferrara si presenta, gran gol di Ferrara, 2-2, gran gol di Ferrara. Che arriva al 5° minuto. 2-2, eccolo qua, si porta bene la palla invitando il portiere all'uscita, niente da fare e parità. Rispogliati per Angeletti, scivola poi Rispogliati, la conclusione finisce fuori e riparte il Matera. Ferrara, Piozzini, Giudice, Ferrara, Piozzini, lì si libera De Bari, ancora Matera. Poi è il Sarzana che recupera la sfera, viene avanti con Rispogliati, conclusione che Marimon alza sopra la traversa, mi pare che l'abbia toccata, poi dalla parte opposta è De Bari e c'è
il fallo di squadra numero 11 del Sarzana. Piozzini e Giudice sulla pallina, più indietro Ferrara. Giudice riceve, gioco fermo, la rimessa è sempre per il Matera. È entrato intanto Corrado nelle file del Matera, l'autore del gol del vantaggio dei materani nel primo tempo. Conclusione, parata da Perroni, poi riparte la squadra di casa. Conclusione di Pistelli da metà pista e gran parata di Marimon, e dalla parte opposta Piozzini finisce a terra. E arriva anche il 10° fallo del Matera, quindi tiro diretto per il Sarzana con il portiere materano che va a farsi pulire la maschera e Lavagetti incaricato del tiro. Vedete che il portiere ospite non è ancora al suo posto, sia l'arbitro che il tiratore sono invece già pronti. Sono 2,77 a fronteggiarsi, Lavagetti e Marimon. E Marimon che con la stecca allontana la sfera, poi c'è fallo su di lui e quindi entrambe le squadre sono a 11 falli. Quindi nessuno dei due tiri diretti dei 10 falli è stato trasformato. Sarzana che ha rimesso in gioco, Rispogliati avanti per Angeletti, poi Rispogliati ancora, cambia con Andrea Perroni, Angeletti è rientrato intanto col numero 9 Vanello. Angeletti, buon lavoro, salta due giocatori, poi va alla conclusione, gran lavoro di Angeletti, ma parata di Marimon. Attenzione dalla parte opposta, c'è la conclusione del Matera che colpisce la rete, o meglio la protezione dietro la porta di Perroni. Dalla parte opposta ancora Angeletti, tiro che impatta sulla gamba di Piozzini, quale poi arriva all'assist per Giudice. Niente di fatto ancora però il Matera con questo passaggio di Ferrara per Piozzini che arriva in ritardo, poi però Piozzini si presenta davanti a Alessio Perroni, c'è un po' di mischia, il portiere controlla la pallina e c'è la rimessa a 2. Pallina finisce al numero 33 Ferrara, ancora in possesso della stessa, poi fermato da Vanello che è solo in avanti, cerca quindi di attendere i compagni che si piace, poi finisce a terra Rispogliati, ma non ci sono gli estremi del fallo secondo l'arbitro, il quale arbitro poi va a prendere posizione
nella metapista del Sarzana. Vediamo se ci saranno dei provvedimenti. Alessio Perroni va a dire che si deve pulire la maschera intanto, e quindi la punizione è per il Matera perché il Sarzana non ha superato l'antigioco. Parecchio spezzettato il gioco in questo secondo tempo. Pistelli, Andrea Perroni, Rispogliati, Vanello e Alessio Perroni fra i pali per il Matera, e per il Sarzana, e per il Matera Marimon, Giudice, Ferrara, Piozzini e De Bari. No, non è De Bari, ma è Corrado. Però Corrado a me risulterebbe Giuseppe Corrado, mentre sulla maglietta c'è Alessandro. Il bello è che fra tutti i giocatori del Matera sul referto non c'è nessun giocatore che si chiama Alessandro. È il primo time out del secondo tempo chiesto dal Matera. Rimessa dal Sarzana la pallina, Lavagetti, tiro parato da Marimon dalla parte opposta, ancora il Matera in avanti, Piozzini tira al bersaglio, Ferrara, si arrabbia Alessio Perroni per l'eccessiva libertà lasciata agli avanti materani. Dalla parte opposta Pistelli riesce a tirare, ma la conclusione è debole e non ha problemi la difesa del Matera, che si ripropone in avanti con Giudice. Niente di fatto, recupera il Sarzana, poi c'è un po' di pasticci fra difesa e attacco e la sfera torna in possesso della squadra di casa, ma mi sa che il tempo sia passato, il tempo per l'antigioco, e infatti la rimessa passa al Matera. Piozzini chiama in azione sulla metà pista un compagno, per la precisione Gadaleta, che è appena rientrato, poi Vanello, Rispogliati, Lavagetti, ancora Tarzana, Rispogliati, Pistelli va da solo, va alla conclusione, gran gol di Pistelli, si è liberato bene e Sarzana di nuovo in vantaggio. Gran gol, ora lo rivediamo, il capitano del Sarzana, gol che è venuto all'11°. Eccolo qua, accelerazione e poi tiro nell'angolo lontano, niente da fare per Marimon. Tornano in vantaggio i padroni di casa la seconda volta. Nel primo tempo invece c'era stato il vantaggio del Matera.
rimessa in favore del Sarzana dopo una pallina presumo alta del Matera. Lavagetti sulla metà pista, palla a 2, la pallina va a finire al Sarzana che poi però la perde, è una fase un po' confusa. Lavagetti chiama in azione Rispogliati, Lavagetti avanti per Pistelli che nonostante il rimpallo mantiene il possesso della sfera, poi c'è il fallo commesso dal Sarzana. 12 falli di squadra liguri, a 15 ricordo ci sarà un altro tiro diretto. Lavagetti non riesce a fermare Bordanove che riprende la pallina adesso, scambia con Giudice, poi ancora il numero 66 chiama in azione il capitano Piozzini, la pallina si alza, rimessa per il Matera. Gioco fermo, va rettificata la posizione. Siamo arrivati a metà del secondo tempo con il Sarzana in vantaggio per 3-2 e con 12 falli a carico contro gli 11 come vedete del Matera. Gioco ripreso, Piozzini non riesce a rientrare nella zona di tiro, poi comunque la rimessa ancora per il Matera, sempre con Piozzini che però se la fa toccare da De Bari. Eccolo qua, Piozzini lascia per Ferrara che cerca l'alza e schiaccia, che finisce fuori dello specchio di gioco, poi finisce a terra Ferrara, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi del fallo. Poi Pistelli che mette palla al centro, ma ci sono due giocatori del Matera, può ripartire ancora Piozzini, si libera bene, doppia dribbling di Piozzini, però la conclusione va fuori. Poi c'è l'aggancio di Pistelli, no, c'è un fallo di squadra, rumoreggia la panchina del Matera che voleva il blu, in effetti sembrava che ci fosse stato l'aggancio. Il signor Lossi invece ha fischiato il fallo numero 13 contro il Sarzana e era piazzato ottimamente per poter giudicare. Inversione di fallo, quindi pallina che passa al Sarzana. In avanti Pistelli non aggancia, Bordanove in possesso di palla, avanti per Ferrara, poi un rimpallo, De Bari, palla ancora a Ferrara, vediamo se riesce ad arrivare al tiro, poi c'è un intervento con caduta un po' accentuata del numero 9 del Matera, poi Vanello che va al tiro da distanza ravvicinata, para Marimona, ancora Vanello in lotta, arriva anche Pistelli, riparte il Matera, Ferrara, conclusione ribattuta dalla difesa, Lavagetti, conclusione di Pistelli al volo, parata da Marimon, poi ancora avanti la squadra di Antezza, prosegue la manovra con De Bari, Piozzini, conclusione e c'è una bella girata in area di Giudice, però finisce sull'esterno della rete. Avanti la pallina da Rispogliati a Vanello, poi di nuovo
no, non è Rispogliati, ma è Andrea Perroni, e c'è il time out chiesto dal Sarzana dopo che lo stesso Sarzana aveva commesso il fallo di antigioco, e quindi si dovrebbe riprendere con la rimessa in gioco da parte del Matera. 10 minuti e 06 secondi al termine e Sarzana ancora in vantaggio. Quindi rivediamo il tiro diretto di Lavagetti. Questo è il gol di Pistelli. E questa invece è la panchina del Matera, mentre la sirena richiama le squadre in pista. Vanello, Andreanni, Rispogliati e Andrea Perroni in movimento, Alessio Perroni fra i pali, e per il Matera Marimon fra i pali, Bordanove, Giudice, Piozzini e De Bari. Conclusione in area di Perroni, che poi nella ulteriore occasione non riesce ad alzare la pallina, e Marimona vita facile, e sul ripartenza arriva il 3-3 di Piozzini. Il gol è venuto al 15esimo. Fulminea ripartenza del Matera con realizzazione di Piozzini, eccolo qua, su assist di De Bari. Quindi siamo sul 3-3. Dopo essere andato vicino al gol, il Sarzana lo ha subito. Perroni, tiro sul fondo, recupera ancora il Matera, fallo netto di Rispogliati. È il 14esimo fallo del Sarzana, e quindi al prossimo che commetterà subirà un altro tiro diretto. Matera invece è rimasto fermo, cioè da un po' a 11. Tanto c'è un'altra ammonizione per la panchina del Matera, presumo sì, Antezza. Rimessa in gioco, quindi siamo in parità, tutto ancora da decidere. Andrea Perroni va a recuperare la sfera, Rispogliati, Angeletti, sul fondo la conclusione alta per l'arbitro, quindi rimessa in favore del Matera nella zona centrale della pista. Matera in avanti con Giudice, e Alessio Perroni si supera fermando l'offensiva della squadra ospite. Poi Andrea Perroni va alla conclusione, ma Marimon para, e dalla parte opposta De Bari finisce a terra, ma si era allungata un po' troppo la pallina. Non sarebbe arrivato comunque a prenderla. La rimessa è comunque del Matera. Fra un'interruzione e l'altra c'è
ci avviamo alla conclusione. Mancano ancora però 8 minuti e 34, quindi un'eternità per l'hockey. E da quanto si vede nessuna delle due squadre sembra interessato, almeno per il momento, al pareggio. Del resto è logico così. Recupera palla Angeletti, aspetta giustamente il piazzamento dei compagni, però è rimasto a terra un giocatore del Matera, colpito al naso. C'è l'ammonizione per il portiere Alessio Perroni per proteste, mentre De Bari si rialza e l'arbitro lo invita a uscire per farsi assistere. È entrato Gadaleta. Recupera palla Ferrara, che poi va a un tiro acrobatico sul quale è molto bravo Alessio Perroni. Prova a ripartire il Sarzana, ma ancora Matera avanti. Bordanove alza la palla un po' troppo e infatti l'arbitro assegna la punizione al Sarzana. Angeletti fra tre avversari riesce comunque a servire Pistelli, da questi Andreani. Conclusione, e c'è, l'arbitro aveva fischiato il fallo contro il Matera prima che partisse il passaggio, quindi 12 falli per il Matera, come vedete 14 quelli del Sarzana, e punizione in attacco per la squadra di Berretta, che batte con Perroni prima che l'arbitro però desse il via libera. Andrea Perroni, Angeletti, è questo che riceve palla e tira, para Marimon e poi riparte il Matera. Bordanove e Rispogliati che spazza la difesa, si inserisce bene Perroni, Alessio, però poi riparte ugualmente il Matera. Piozzini slalom, poi viene allontanata la sfera dai giocatori del Sarzana, ancora però il Matera in avanti, poi un passaggio lungo indietro, riceve ancora Piozzini, c'è un blocco di Gadaleta su Angeletti, poi Piozzini riceve, ancora il Matera in possesso di palla, Ferrara, su di lui Angeletti, Ferrara, Gadaleta, conclusione della propria metà pista, ribattuta, Perroni, arriva Angeletti, la pallina, stavolta è bravo il portiere, ma la pallina finisce ugualmente in rete. Il portiere è riuscito in un primo tempo a deviare la pallina, ma Angeletti segna ugualmente la sua terza rete. Se la rivediamo, eccola qua, qui il portiere, vedete, ha fermato la pallina perché poi scivola beffardamente sotto il suo corpo fino in rete. Al 18esimo il Sarzana ritorna avanti con Angeletti, tripletta per lui, il tutto dopo aver giocato anche la partita di Serie 1 questo pomeriggio contro il Trizio. Alessio Perroni è andato a farsi pulire la maschera. Ripreso il gioco dal Matera con Ferrara, conclusione sul fondo, poi c'è il fallo, 15° fallo del Sarzana, tiro diretto
per il Matera, che quindi ha la possibilità di riportarsi in parità. Vediamo chi sarà l'incaricato. È Giorgio Giudice. Para Alessio Perroni e poi Sarzana libera con Pistelli. No, non è Pistelli, ma è Rispogliati, che poi finisce a terra dalla parte opposta, e quindi arriva il 13° fallo del Matera. Perroni, scampato pericolo per il Sarzana grazie al portiere Alessio Perroni. Fermato Angeletti, riparte il Matera, fermato Piozzini dall'altra parte. Ferrara è il giocatore più funambolico in avanti, c'è fallo numero 13 14 infatti del Matera, e time out, secondo time out del Sarzana. Dicevo che il numero 33 Michele Ferrara ha dato prova di ottima capacità con la stecca in area, al di là della rete ha fatto vedere anche altre buone cose. Questo era l'ultimo time out del Sarzana. Il Matera ne avrebbe sempre uno a disposizione. Quindi la formazione di Berretta cercherà di gestire questo gol di vantaggio, mentre chiaramente quella di Antezza cercherà di riportarsi in parità. Non era scaduto il time out, l'arbitro l'aveva fatto riprendere dopo la sirena dei 15 secondi, quella che invece è l'invito al portieri a ritornare fra i pali. Piozzini, Bordanove, Ferrara, Piozzini ancora, vediamo il numero 66, gira su se stesso, poi serve Ferrara, Bordanove, conclusione con velo di Piozzini, ma Perroni para. Pistelli spera avanti in area, Angeletti, attenzione, anticipato da Ferrara che poi se ne va, serve Bordanove avanti ma non ha avuto il tempo di tirare, ha comunque gestito la sfera. Poi Pistelli si riporta in avanti, ancora Pistelli, gira dietro la porta, fermato da Piozzini. Ferrara, a sua volta sembrava fermato Giudice, ma invece ancora il Matera a far girare la pallina. Conclusione dalla metà pista, ribattuta, recupera Piozzini. Giudice, fermato il gioco, rimessa in favore del Sarzana. Matera che deve stare attento perché il prossimo fallo di squadra subirà un altro tiro diretto, quello dei 15 falli. Rispogliati sul fondo, ancora Rispogliati in possesso di palla, cerca di farla pervenire a Pistelli ma arriva prima Bordanove, poi c'è un po' di traffico dietro la porta di Perroni, ne emerge Angeletti che poi è favorito da un controllo difettoso, va a terra e rigore mi sembra ineccepibile. Angeletti aveva prima recuperato, poi perso la pallina, poi però si è lanciato sulla stessa in area
Eccola qui, lo rivediamo, è finita a terra da dietro la spinta di Ferrara. Mi sembra ineccepibile anche rivisto il rigore, e sulla palla c'è Pistelli. Vediamo se Pistelli opterà per il tiro diretto. Sì, e gol. Gol di Pistelli, 5-3. Gol che arriva al 21esimo. Seconda rete per Pistelli. Tutte le altre del Sarzana sono state segnate da Angeletti. Ferrara fermato da Angeletti. 3 minuti e mezzo con 2 gol da gestire per il Sarzana, ma il Matera non ci sta e segna subito con il numero 33 Ferrara, che si è rivolto all'arbitro preoccupato, ma l'arbitro dice sì, è rete. Quindi al 21esimo e 30 secondi praticamente il Matera si riporta sotto. Perroni è rientrato, Lavagetti, ancora Andrea Perroni, Rispogliati, De Bari, poi c'è il fallo di Lavagetti con punizione battuta da Piozzini, senza che però nessun compagno se ne fosse accorto, quindi non c'era nessuno avanti. Recupera Perroni che colpisce le gambe di Giudice, impedendo alla pallina di raggiungere Angeletti. Riparte il Sarzana, ma è il Matera che recupera la sfera con Ferrara, ancora Ferrara, poi De Bari, riparte Angeletti, attaccato, riesce ugualmente a tirare nonostante l'attacco di Giudice, parata di Marimon, dalla parte opposta ancora Angeletti riconquista la sfera, ma la riperde per l'intervento di Giudice. Prova tutto per tutto il Matera, c'è un Piozzini che, attenzione alla confusione quasi a colpo sicuro di Giudice, ma ci arriva Alessio Perroni, dalla parte opposta recupera Ferrara. 2 minuti ora, ancora cambio gioco per Piozzini, che però non riesce a indirizzare la pallina verso la porta. Ci riesce Giudice, ma para Alessio Perroni. Poi ancora una parata di Alessio Perroni, prova a ripartire la squadra, ma gran pressing del Matera che impedisce di ragionare più di tanto. Poi Lavagetti non aggancia il passaggio in avanti e riparte Giudice. Piozzini, Ferrara, salta un primo avversario, il secondo però gli ribatte il tiro. Giudice, conclusione, e nonostante fosse coperto Perroni lo vede e para. Poi Rispogliati, avanti per Lavagetti, c'è Angeletti che si fa vedere, vediamo Angeletti, si scontra al limite dell'area, l'arbitro non fischia, era uno scontro di gioco, e poi ancora Angeletti riceve, vediamo un po' adesso, niente, si allarga troppo, ma guadagna comunque la rimessa in gioco. Siamo agli ultimi 40 secondi. Con il Sarzana che cerca di chiudere, potrebbe teoricamente tenere il possesso della palla, ma se ne rimpossessa il Matera.
De Bari. Si sgolano dalla panchina del Sarzana. Piozzini, attenzione, arriva però velocissimo da dietro, Rispogliati, riporta in avanti il Sarzana. Ancora Piozzini, riesce a riportare in avanti la sfera. Finale un po' confuso. Ferrara finisce a terra in area, ma la palla è ancora lontana. Piozzini e Ferrara la mette dentro a 2 secondi dalla fine. Ferrara a meno 2 secondi. Quindi nel primo tempo Corrado e Angeletti, nel secondo tempo 2-1 di Angeletti, pareggio di Ferrara, 3-2 di Pistelli, 3-3 di Piozzini. Finisce la partita con il risultato di 5-5. Avevamo detto sul 3-3 di Piozzini, poi doppietta Angeletti Pistelli 5-3 e poi Ferrara con 2 reti al 21esimo e a 2 secondi dalla fine ha fissato il risultato sul pareggio, un pareggio che tutto sommato appare giusto, anche se il Sarzana chiaramente con i 2 gol di vantaggio che aveva conquistato a pochi minuti dalla fine un pensierino ce l'aveva fatta. Da Giulio Ranieri è tutto, grazie e buona serata, alle prossime occasioni.